Eccola, esatto, tu hai capito tutto, che registro con sta macchinetta le robe importanti in arrivo. Allora, buongiorno Italia, no, col caffè ristretto no, perché esattamente prima mattina ho ancora da fare questo, porca miseria. Ho deciso di fare due video e anticiparli per mostrarti le nuove batterie al litio di S-Tech, il modello 2025, poi scenderemo nei dettagli perché a me piace riservare un po' di sorprese anche per me, quindi tra virgolette non ne so niente, effettivamente non so neanche l'amperaggio totale, adesso andiamo a vedere, e un secondo video successivo a questo ovviamente, dove ci sarà, io credo, una prova di vita reale, perché abbiamo già fatto al tempo una prova delle batterie al litio che era una prova di consumo di scarica totale, no? Però effettivamente ragionando con le batterie al litio si può ragionare con semplici calcoli matematici, nel senso che se tu hai 400 ampere di disponibilità e col phone ne consumi 60 ampere ora, vuol dire che in un'ora di phone hai tolto 60 ampere. La lucetta ti consuma 1 ampere ora, 12 ore di lucetta, 12 ampere. Quindi hai capito, è un calcolo che secondo me non vale la pena più rifare, ok? Pertanto andremo a fare un video secondo me anche un po' più semplice, ossia una testimonianza di vita normale, con ovviamente teniamo poi d'occhio più volte al giorno lo stato delle batterie, la carica delle batterie, ma non in un camper, non in un'abitazione mobile, ma in un ufficio mobile, che ti garantisco ha consumi decisamente, ma decisamente più elevati. Per di più, come molti sanno, io anche in camper ci vivo, cioè nel senso lo uso come casa, ok? Dopo capita che vado a dormire in tenda, vado a dormire da amorosa, eccetera, però la mia casa, dove ho tutto, è questa qui, ok? Quindi avremo questo impianto che gestisce un'abitazione che, spoiler, è il meno, cioè, già con le batterie vecchie è il meno, ok? È già un impianto sovradimensionato, era quello vecchio, no? Però ragazzi, un ufficio, lì cambia tutto, e un ufficio, io credo, dopo l'esperienza che abbiamo avuto col Covid, gli smart working, eccetera, eccetera, che possa essere una soluzione veramente fantastica per tantissimi professionisti, perché non solo ti consente di arrivare dal cliente sempre in orario, crearti il tuo giro clienti, via discorrendo, aver sempre tutto dietro, ma ti consente anche, con rispetto parlando, di non fate rompere i coglioni da mugliere, ti te sta dentro sto ufficio e dai il massimo della produttività. Ora che abbiamo visto tutta la panoramica, iniziamo in questo caso, questo plurale maiestatis, a vedere cosa ci riserva la giornata di oggi. Sono abbastanza curioso. Appunti interni. In questa puntata cercheremo di sfruttare il più possibile Diego di ADS Tech, in quanto lo vedo influenzato, hai capito? Quindi ADS Tech dispone inoltre di un team acrobatico che riuscirà a infilarsi all'interno del tuo camper. Questa è una delle 3 nuove signorine che, come dice sempre Mirko, è molto arrabbiata. Però siccome in questo canale ci piace fare le cose per bene e dire solo, cioè o meglio provare a dire solo cose intelligenti, o meglio cose intelligenti senza il solo, perché non faccio parlare Diego della DS Tech prima che ci schiatti che è lì mezzo influenzato? Eccomi qua Diego. Allora, ai nostri tu interessa capire intanto cosa sono queste batterie a litio. So che ne avevamo già parlato, però molti hanno ancora in testa l'idea sono pericolose, prendono fuoco, eccetera. Tu mi spiegasti all'epoca che queste erano quelle sicure che non prendevano fuoco, perché mi avevi anche detto il perché, però io sinceramente non mi ricordo. Allora, batteria al litio vuol dire che c'è il litio, e quello c'è anche su queste. Però ci sono diversi tipi di batterie al litio. Ci sono litio, nickel, cobalto, manganese, manganese e altri componenti, e sono quelle che vengono usate dove c'è necessità di prestazioni altissime o spazi piccolissimi, quindi telefoni, computer, monopattini, bici elettriche, auto elettriche, eccetera, eccetera, montano praticamente tutti quelle chimiche lì.
esempio nickel, Ah, cobalto, quindi manganese. quei tre tipi, quindi hai detto i tre tipi Sì, adesso adesso? non sto qui, non stiamo qui a vederli Sì, tutti sì, sì, quanti, però è più ok? di un tipo Più di che un può dare tipo, questi problemi. esatto, Quindi il classico monopattino che vediamo su YouTube che zappa fuoco, oppure anche l'automobile. anche l'automobile. Teniamo presente due cose. Uno, appunto, sono batterie che costano anche di più perché utilizzano le famose terre rare, ok? Quindi oltre al litio c'è il nickel, il cobalto, il manganese, che soprattutto cobalto e manganese, che sono di difficile estrazione, eccetera, eccetera. Allora, quelle hanno, come dicevamo, prestazioni altissime, o meglio, più elevate ancora del litio ferrofosfato, sono molto più, diciamo, pericolose per n motivi. Si potrebbe fare, ci sono libri su questo, Ok, sappiamo, però adesso chiudiamo qua perché diciamo noi nei camper come batteria servizi non vengono queste usate. non ci interessano e quindi ci basta sapere che non sono le nostre, Non sono tanto di proprio questa come famiglia qui. tipologia, Esatto, perché noi le utilizziamo come semplici batterie servizi, quindi consumi tra virgolette minimi, cioè al massimo le un accumulo, phone, un microonde, sì, insomma, ecco, in quel esatto. senso. Quindi accumulo di energia, forniscono comunque correnti anche molto elevate, diciamo non al pari delle altre, ma ripeto, non ce n'è In bisogno. più c'è anche proporzione, perché non è che in un monopattino c'è una 100 ampere, per dire, o Esatto, 200 esatto. ampere, cioè in un monopattino c'è lo spazio è È molto inesistente e quindi è piccolo. una batteria che dà tantissimo, ma in proporzione è È piccolissima. piccola come capacità, però è correnti Ok, elevate. boh. In ogni caso, la capacità, la densità energetica, di nuovo, è maggiore su quel tipo di batterie lì. Invece, per l'accumulo domestico, industriale e quelli del camper si usa quasi sempre il litio ferrofosfato, E quelle che andiamo che a montare adesso cosa litio sono? Ok, ferrofosfato. Quindi non c'è il cobalto, non c'è il manganese, non ci sono queste terre rare, sono chiaramente il litio sì, quello c'è, ok? E, e sono molto molto più sicure per n motivi. Esempio, eh, le litio ternario, nickel, cobalto, manganese hanno i cosiddetti problemi di thermal, di deriva termica. Cosa vuol dire? Che una volta che hanno raggiunto determinate temperature, dico 80 gradi, loro cosa fanno? Anche se tu colleghi, quella cella lì è destinata a morire barra prendere fuoco, scoppiare. Perché? Perché continuano a incrementare la loro temperatura, cioè raggiunta una determinata temperatura, questa temperatura continua a crescere. Problema che su queste non c'è. Queste, se vuoi dare fuoco a una cella, devi dargli fuoco ad almeno, se vado a memoria, 250-400 gradi, cioè però c'è anche un BMS che è una specie di sì, ma centralina no, ma che quello che voglio dire, gli devi dare tu fuoco, non da può lei sola da non sola arrivare. prende Ah, fuoco, ok. ok? Sì, quindi Non non si c'è fa. neanche il Infatti, BMS, nel se senso andiamo a non... vedere tutti i test UN 383, che è la normativa internazionale per poterle trasportare via aria, aereo, terra, eccetera, ogni batteria vengono fatti dei test di caduta, quindi viene fatta cadere da 1,5 metri di altezza, viene perforata, viene portata a pressioni elevate e a temperature elevate, viene schiacciata e non deve succedere nulla, non deve prendere fuoco, non deve scoppiare, eccetera, eccetera. Ci sono dei video anche su YouTube che fanno vedere, proprio fatti assieme ai vigili del fuoco, di cosa succede quando maltratti, gli tiri una picconata a queste qui, gli tiri una picconata alle altre. Ecco, sono due mondi diversi. Ok. Se poi aggiungiamo che appunto tutte le batterie di questo tipo qui, quelle nostre, in generale tutte spero, hanno il BMS. Il BMS che cos'è? È il sistema di gestione della batteria, Battery Management System. Mm, Una scheda in ignorantese è una specie di è centralina. una centralina che protegge la batteria eh, contro tutte le anomalie che possono succedere. Quindi provi a caricarla troppo, il BMS si stacca. Provi a scaricarla troppo, il BMS stacca per proteggere le Ah, celle. quindi io se non guardo lì che so avanti che lavoro, che fatturo, Bravo. vado sotto, non so, il 5%, Si spengono. però non arriva No, allo 0%. È tipo esatto. i telefonini, ti dicono che sono lo 0%, ma in realtà si tengono quella C'è quel percentuale, minimo certi margine telefonini. per non rovinare le celle. Ah, ok, Ok, quindi io quindi tu se arrivo puoi. a spegnerla non combino malanni. No, l'unica Cioè, cosa. cerco di evitarlo, però se Sì. succede... Ma più che altro da evitarlo per non rimanere senza corrente, sì. ovviamente. L'attenzione da fare è che una volta che l'ho portata a zero, ecco, non lasciarla lì per 6 mesi,
come dico sempre, quando si può, appena si può, ricaricarla. ma Ok? questo vale per tutto, telefonini, monopattini, eccetera. Assolutamente sì. Infatti io ho anche da Alessi amici, ho visto che sono stati buttati via tanti dispositivi o batterie ricaricabili proprio perché le lasciavano sotto il 20% per mesi e basta. E lo Esatto. fai una volta, poi la butti via. Tant'è, e tra l'altro il litio ferrofosfato soffre anche meno la scarica profonda rispetto alle altre. Ok? Tornando ai telefonini, mia figlia li distrugge perché vede 20% batteria scarica e va avanti finché non arriva a 3-5%. Quando segna batteria scarica il telefonino, è scarica. E anche se segna 20%, è da ricaricare. Ah, Ok? ok. Tant'è che il mio Mi telefono, aggrego al club di tua figlia allora per i bravissimo, il mio telefoni. telefono ha 150 cicli di carica ed è ancora al 100% la batteria di Ah, salute. no, io Ok? sono abbastanza, mi pare 80 e Perché? qualcosa. Perché? Perché io tendenzialmente quando arriva al 30, quella del telefono, la Eh, ricarico all'80. Ok? questa è Quindi è vero un'informazione. ne uso metà, ma quella batteria, se va avanti così, dopo 150 cicli, un anno che ce l'ho, È nuova. è al 100%, è nuova. Questa è un'informazione preziosissima, ti ringraziamo, però volevamo anche adesso, approfittando di questa Torna, informazione, proprio in queste batterie specifiche, sì? qual è la percentuale per farle di scarica, per farle durare il più possibile? È vero che puoi arrivare alla fine, ce l'hai appena detto, però appunto per sta regola, per farle durare il più possibile, qual è? E poi se questa percentuale viene influenzata dal fatto che uno ha una o due o tre batterie collegate Ok. assieme. Cioè, domande da ignorante No, faccio, no, no, che... ma sono giustissime. Allora, diciamo che se andiamo a vedere dal punto di vista, io dico accademico, no? Cioè, quindi la cosa La regola, perfetta sarebbe usarle tra il 20 e l'80-90%. Ah Ok? sì, è vero, perché anche un'altra roba che ho letto per le e-bike, eccetera, che non va bene neanche caricarle troppo e lasciarle E cariche. tenerle sempre cariche, però attenzione, attenzione. I bike e compagnia hanno le altro tipo di celle. Ah, Ok? è vero. Tant'è che da qualche anno anche i produttori di macchine, da Tesla a qualsiasi altra macchina, hanno cominciato a usare il litio ferrofosfato anche sulle automobili e loro stessi consigliano almeno una volta ogni tot cicli di ricarica di caricarle al 100% litio ferrofosfato. Ah, Ok, quindi è vero, non amano e non hanno sicuramente bisogno di essere sempre attaccate alla spina, per capirci, quindi chi era cosa che... abituato con le AGM che molto spesso in garage, rimessaggio eccetera aveva sempre il caricabatterie attaccato, O come io qui quando non vado a serve. lavorare in certe aree camper, che magari sto Ti 5 giorni attacchi, attaccato alla colonnina perfetto, non c'è, comunque non c'è problema, perché comunque il caricabatterie una volta arrivato al e si centro ferma, si sì. ferma, ci sarebbe anche BMS ma non Ma serve, stiamo non ragionando sempre interviene. in ottica di si può fare, ma vorremmo far durare la batteria il più Sì, possibile. Quindi per attenzione, farla durare il più possibile sarebbe meglio meno volte caricarla al 100%. SNI, adesso ti spiego il Ok. perché. Le celle che usiamo noi sono celle da 6.000 cicli usate al 50% o 3.500 cicli usate dal 100 al 20, per capirci. Ha con una scarica molto intensa. Allora, se tu provi a calcolare 3.500 cicli usandole con poca attenzione, quindi sempre cariche come ti serve, quanti anni sono? Non lo so, mi sono speranzato. Bravissimo. Abbiamo appena Prendo la guardato le batterie calcolatrice. che avevi prima, ce le avevi su da 3 anni. Sì, Ok, dopo o spieghiamo anche perché 4, le è che non cambiamo. si 3 o neanche... 4 anni, va bene. Più o meno hanno fatto 220-240 cicli. Sì, in 4 anni. Ne hai 3500, quindi da 220 a 3500 sono 15 volte, per 4 sarebbero 50 anni. È ovvio che la Ah, batteria non ti durerà 50 anni, perché invecchia di suo naturalmente, no? Però quello che voglio dire è, d'accordo, prendiamo le precauzioni del tipo non carichiamola sempre al 100% se, ma le montiamo proprio perché ne abbiamo bisogno di energia, quindi sì, è inutile star lì a a guardare a risparmiare, risparmiare sì, per cosa? sì, Perché comunque fra 20 anni chissà cosa ci sarà in termini di sì, sì, batterie, ma sarà diventata vecchia, è vero. sarà nuova dal punto di vista del numero di cicli, ma sarà comunque invecchiata Sì, di suo, sì, ok? Ecco, sì. quindi Anche commercialmente, cioè, appunto, come hai detto, inventano un ah po' sì, come l'Apple, ma ti no? Sai, dico, le celle che c'erano sulle batterie che avevi montato prima e queste qui sono tutt'altra cosa in termini di prestazioni, ok? Poi all'atto pratico cambia qualcosa? Probabilmente no, non te ne accorgerai
te ne accorgerai perché facciamo un upgrade anche di corrente, di capacità, Piccola parentesi, quanto? 50% in più, Ma in totale quanto? 600. Ah, 600 tondi proprio. Sì, Ah, che in realtà sono di più perché le celle, cioè quella è la capacità nominale, ok. reali le celle sono 210, 215, però A batteria. a Quindi batteria, per 210, 3. 215 per 3. Esatto, quindi avrai più di 600 ampere Però reali. tenendosi conto, sai, quella che io non arrivo mai a scaricarli, almeno Esatto. ok, quando mi dimentico cose particolari, ma avendo anche il generatore, io quando arrivo massimo al 30% Esatto. massimo. Ok. Quindi, però mi aumenta in generale comunque la durata in ogni caso, perché se io nella E mia fai meno testolina ho esatto il mio limite del 30%, questa si alza e quindi è come il limite fosse del 40% nella mia testolina. Sì, sì, diciamo di sì, oppure se vuoi, se prima dovevi caricare dopo 4 giorni, adesso caricherai dopo 6. Ah, fantastico, Ok? fantastico. È chiaro, ovvio, che è vero, ti dura anziché 4 giorni, ti dura 6 giorni, però se prima la caricavi in 4 ore, Vabbè, adesso la carichi in c'è 6. più, è un 50% in contenitore, più. esatto. In più. Come gli Quindi ampere fossero litri e ti qua... sembrerà che si carichino più lentamente. Ah, Ma non è vero, la percentuale sale più certo, lentamente. Complessivamente la quantità di energia, anzi forse ne entra addirittura di più perché viene come dire, distribuita su 3 batterie. certo. Prima chiedevi una batteria, 2 o 3, se cambia qualcosa in termini di vita, di autonomia. Sì, non me la ricordo neanche. Sul numero di cicli. Sì, non so veramente penso. Allora, Beh, in se la realtà, ricordano quelli che stanno guardando da casa. allora, avere più batterie Cioè, mi ricordo la domanda, ma non mi ricordo il senso della domanda che ti ho fatto. per farle vivere di più, per avere più vita di autonomia, trattarle bene, no? Se cambia, averne uno, averne due. Esatto, esatto, perché in teoria diviso 3 dovrebbe essere 3 volte più robusta, nella mia ignoranza. Sì, in particolar modo diciamo che, esempio, se tu usi l'inverter per far andare il microonde, il forno, Sì. quello che vuoi, facciamo 1200 watt per fare conto tondo, sono 100 ampere di consumo, Sì. proprio numeri a spanne, ok, bene. Allora, se tu hai 100 ampere di consumo e ce l'hai su una batteria, quella batteria ti deve dare 100 ampere. Mhm. Se ne hai su 3, diventano 33 ampere a batteria. Ah, Stanno molto più rilassate. È chiaro che questo dipende dalla capacità delle 3 batterie o della batteria singola, cioè se tu avessi una batteria da 1000, tira fuori 100 ampere è un decimo. sì, sì, sì. Ecco. Una batteria da 100 ampere, non so La neanche prendi se per si il può. collo, sì, si può, ma la prendi per il collo, come si ok. dice, cioè gli tiri fuori tutto quello che può dare. Stessa cosa la ricarica. Quando tu adesso carichi a 70, 90 120. ampere, 120 Sì, perché i addirittura, pannelli più... bravissimo, ok, Abbiamo messo cioè su una singola batteria, esempio da 100 non potresti farlo, Ah. ok, su una 200 lo puoi fare, è una bella schiaffone la batteria, come si dice, su 2 diventa già più accettabile, su 3 diventa normalissimo, è come Ok. caricare la batteria a 40 ampere ora. Ok, quindi io Quindi quando... più ripartisci meglio è. C'è Perfetto. poi tutto un discorso di... Però, perché aspetta, scusa Diego, perché stai dicendo cose molto interessanti, ma siccome io ho la memoria corta, ho questa, come si dice, maleducazione nell'interromperti di continuo. Quindi, se uno dovesse, metti ipotesi, spoiler, avere dei DC-DC da 120 ampere, Mhm. più i pannelli che caricano a 40 ampere, cosa arriviamo a 160 ampere? È un problema? Ed è un problema per chi 160 ampere? Allora, Perché è bello fare anche gli esempi certo. pratici. Qui dobbiamo fare un attimino di È come anche un dire, esempio estremo, 160, però, per certo. far capire un po' Telefono. a tutti. Cosa Mirko risponde? No, No, cosa sei è tu. mio. Pausa. Non me ne vogliano, non è assolutamente razzismo, però è per descriverti come lavorano i professionisti venditi. Cioè, gli è arrivata una chiamata di lavoro e abbiamo bloccato i video. No, così si fa, cioè è una cosa... Scusa. No, che scusa, è così, ma anch'io faccio così, che scherziamo. Il lavoro è lavoro, qua fioi. Eccoci qua, cambia inquadratura così notete a noi. Allora, scherzi a parte, no, ma è vero, non è uno scherzo, veramente dobbiamo cambiare l'inquadratura, se notete a noi. Stavamo parlando allora di questa mia domanda che è nata nel cervellino, della serie più batterie assieme si difendono meglio dalle scariche profonde o dai grossi carichi, ok? Dai Sì. grossi carichi ne hai parlato, adesso stiamo parlando delle scariche profonde, giusto? E della ricarica E veloce. della ricarica. Allora, sulla ricarica va fatta, in particolar modo sulla ricarica, anche sulla scarica, però va fatte alcune precisazioni. Allora, prima di tutto, che BMS vengono montati? Ti spiego perché.
Allora, dal punto di vista della quantità complessiva di energia, che tu monti 3 batterie da 100 o una da 300, complessivamente hai 300 Ah. Ok. Qual è la differenza? Ci sono delle 300 Ah sul mercato che hanno BMS da 100, da 150, da 200, qualcuno anche da 300, magari solo in scarica. In carica è da 100. Quindi tu hai 300 A, ma ne puoi caricare 100 massimo. 100 ampere ora. 100 ampere di Ah, carica. 100 ampere ora, ok. No, hai sbagliato 100 ampere ora. 100 ampere di carica su 300 ampere ora. Cioè, tu dentro la batteria non puoi immettere una corrente superiore a 100 ampere. Ok. Se tu hai 3 batterie da 100, ognuna delle quali accetterebbe teoricamente fino a 100 ampere di carica, ecco che quando carichi a 100 carichi 33, 33, 33, cioè ripartisci la corrente di carica. Quindi, tornando alla tua domanda di prima, ma se avessi un DC-DC da 90 o 2 da 60 arrivare a 120 ampere Sì, più i pannelli solari, sì, esempio estremo, ma sarà forse reale, quindi abbiamo dei clienti 160 che ampere, caricano solo dal DC-DC, caricano 118 ampere, ok. come con 2/3 da 200. Però appunto poi si sommano anche i pannelli e Più si arriviamo a sommano i pannelli, 160, quindi con 160, scusami, perché sono veramente rimambito stamattina, per non aver problemi con una carica di 160 ampere, che sistema di batteria bisognerebbe avere? allora potenzialmente anche una sola da 200, Ok, però, ok? Però gli si dà un bello schiaffone in quindi vuol termini di dire carica. vita accorciata? Ni, diciamo che i 3000 cicli li fai comunque, però non è il miglior modo di caricarle. Ok, Quindi già se invece ne hai due, o come nel tuo caso che adesso andremo a metterne tre, in questo caso qui la corrente viene ripartita e non c'è problema. C'è un altro elementino, che qui si va un po' più sul difficile, le superfici di contatto, i punti di contatto. È vero che io posso avere 300 Ah di batteria, BMS da 300 eccetera, ma se concentro 300 A su quello che è la dimensione di un polo, si scalda di sicuro. Si scalda il polo, si scalda il capicorda, posso avere cavi grossissimi, ma si scaldano i punti di contatto perché non c'è abbastanza superficie. Ecco che mettendo più batterie io triplico la superficie di contatto su ogni polo e quindi evito anche problemi di questo genere qui. Riscaldamenti o cadute di tensione che dopo mi fanno lavorare male anche i dispositivi di carica. Se c'è una caduta eccessiva, il DC-DC o regolatore sente una tensione che non è quella della batteria e quindi smettono di caricare, succedono cose, comportamenti a volte strani che sembrano dovuti alle batterie, invece è semplicemente un dimensionamento errato di quelli che sono cavi, capicorda o superfici di contatto. ok. Ascolta, io volevo approfittare di te perché così qua vi faccio una puntata dedicata solo alle litio in generale che ci stai raccontando prima di iniziare Mhm. poi a fare i video di questo kit. Allora, io vorrei porti delle domande che mi sento fare sempre praticamente. Allora, la prima è una domanda quasi inconscia che io porto adesso qua nella realtà. È che cavolo di kit dovrei prendere per un camper medio? Perché quando uno pensa al kit a litio, ancora, uno che giustamente non ha mai avuto, ancora non sa neanche i pezzi che ci vanno. Certo. E allora dice che pannelli devo mettere, poi mi chiedono che regolatori di carica, quanto mi serve, quanti ampere mi servono, e dopo dicono, boh, no, questa sarà la domanda successiva, e poi anche il DC-DC. Mhm. Ok, DC-DC iniziamo a parlare con quello perché quello è un po' un limite, abbiamo visto per tanti camper. Ok, Sì. quindi eh, comunque Allora, la domanda è proprio nel mio camper per un uso normale cosa dovrei prendere? Perché giustamente anche tu mi dici litio ce ne sono da 50, da 300, da 400, inverter certo. da 1000, da 3000, cioè una Esatto. persona normale per farsi una vacanza un po' in libera, andare in giro, i fine settimana in massima tranquillità, Mhm. partendo magari col camper carico da casa. Cosa Anche. dovrebbe avere Ok, una famigliola normale che fa cose perfetto. normali? Metti Allora, anche un phone però, perché vedo che il phone lo usano tutti, quindi metti dentro il phone. mettiamo dentro il phone. Allora, è una domanda che non ha un'unica risposta, ovviamente, cioè l'impianto andrebbe quantomeno dimensionato a grandi linee in base al tipo di esigenza. Cioè, eh, se io non uso il phone, ok?
quindi non ho bisogno di un inverter che mi dia grandi potenze. Non uso tanto la televisione, mi interessa solo avere riscaldamento, magari la classica stufa a gas, ok? Un po' di luci la sera e non aver problemi per il weekend, forse anche con una da 100 si potrebbe stare, ma Sì. attenzione, è probabilmente quasi eccessivamente riduttivo fare un investimento, perché ricordiamoci che il costo, sì, c'è il costo della batteria, ma quello che costa è tutti i componenti intorno e il lavoro di montaggio per, anche qui non è che si butta via l'impianto del camper Qui, no, ne parliamo dopo precedente. di questa, perché è la seconda Perfetto. domanda che ti farò in maniera Bene. un po' diversa. Quindi diciamo che se uno effettivamente ha bisogno del litio, cioè non va in campeggio, non si attacca alla corrente, eccetera, tendenzialmente vediamo che si parte dai 150 ampere, 200, si ha un'ottima autonomia, Ma un ponte di 3 giorni, tipo il ponte di Pasqua, quanti giorni sono? 3 giorni, 4 giorni? sì, Ok, uno va con la famiglia, ripeto, sì. io non uso il phone, ma sembra una roba, Sì, però cioè, il phone che in chiunque realtà... c'è, è una cosa Benissimo. indispensabile da Allora, il quello che phone... sento in giro, Benissimo. quindi Dipende anche qui. un Chiaro che ponte se di ci tre sono... giorni col phone e la televisione, Benissimo. tre Perfetto. persone. Bene. Se sono 3 persone come me, il phone non lo usano, ok? Ok, Se sono, se per ovvi sono motivi. 4 persone, se sono 4 persone come mia figlia e si fanno la doccia tutti i giorni, ecco che diventano il phone per 10 minuti per 4 persone, viene fuori 40 minuti di phone. È ben diverso usarlo 5 minuti o 40 minuti. È verissimo, è Allora, verissimo. chiaro che un phone, mettiamo un 1000 watt di potenza, ok? Ce ne sono di più piccoli, ce ne sono di più grandi, ma prendiamo un 1000 watt per fare dei conti facili. Un'ora di phone mi consuma quasi una batteria da 100 ampere al litio, ok? Sì. Diciamo che Diego sta dicendo delle cose molto intelligenti in quanto sacrosante, verissime, però io mi ostino a voler creare questa famiglia modello, una sola famiglia modello, per creargli l'impianto a litio per lei. Secondo me, Cioè, dai, tipo padre, madre e una figlia, ciapa. diciamo, se non si vuole avere problemi, soprattutto se ci fosse brutto tempo, quindi ad esempio anche se hai pannelli sai che col brutto Ovvio, zero. praticamente è come non esistessero, secondo me partire dai 200 ampere ora. 3 giorni. Padre, madre, figlia, Sì, televisione, perché sì, la sì, gente sì, usa tanto la sì, TV, e il phone. Quindi la mamma e la figlia e il phone. 3 giorni in libera, 150 ampere, sì. senza avere l'ansia, Ma sto anche lì, finendo le sì, batterie, devo caricare, sì. perché quello è il bello. Uno dice, faccio l'investimento, Dipende anche se ci si sposta. senza spostarsi, 3 giorni fermi. Secondo me già una 150, sicuramente d'estate sì, d'inverno meglio 200. Ok, O quindi 2 una, da 100 insomma. ok, quindi una 200, Sì. ok, poi come pannelli, perché beh, vendete anche Allora, pannelli, quindi sì, però lì semplicemente un si va camper normale, cioè quanto montano di solito? So che sembra una anche domanda senza, banale, ma abbiamo tanta gente che è appena entrata in questo certo, mondo e quindi è curiosa. più di qualcuno non li monta. Perché? Perché torniamo a come utilizzo il camper e come utilizzo e come appunto faccio la vacanza. Se uno si sposta molto e magari preferisce mettersi all'ombra, avere i pannelli serve fino a un certo punto, perché all'ombra caricano poco niente e la grande ricarica mi arriva invece dal motore, Cioè, se posso montare un DC-DC magari più grossetto. E c'è invece chi dice no, io preferisco stare fermo e allora quando sei fermo senza motore diventano importanti. Noi sui pannelli diciamo una cosa, anche pausa. Che così sta qua. Porta pazienza, Diego. Ti ricordati il discorso che sei arrivato, eh? Arrivederci. Ah, quindi sui pannelli se uno rimane fermo per molto tempo diventano una fonte importante di ricarica, parliamo in libera chiaramente. In quel caso noi cosa consigliamo? Di ottimizzare al meglio lo spazio sul tetto, cioè siccome sappiamo nei camper il tetto è molto spesso ci sono gli oblò, c'è il climatizzatore, c'è l'antenna, c'è questo, c'è quello, anche irregolare. Cioè, oltre ad avere poco sì, sì, spazio, forme non riesci particolari, a, eccetera. esatto, a Quindi cercare combaciare. di ottimizzare per montare sul tetto o predisporre per poter montare più watt possibili sul tetto. Quindi se io voglio montare oggi un primo pannello da 130-170 watt, bene, ma non lo piazzo in mezzo
all'area che ho disponibile, cerco di tenerlo da un lato in modo che un domani ne possa montare un altro, oppure se lo spazio è comunque quello, 2 non ci starebbero, cosa faccio? Cerco di montarne uno più grande possibile, cioè sfruttare il tetto, perché d'estate corrente si vende, lo sai benissimo. Però, ok, non voglio rubarti troppo tempo, ma volevo proprio parlare di questa famiglia. Quindi loro con la batteria da 200 ampere, Sì. che pannelli gli Se consigliamo? Oppure magari stavi dicendo niente Allora, pannelli, non lo no, so. allora, Cioè, secondo me i pannelli sono utili soprattutto quando stai fermo per quantomeno aiutare a compensare. Esempio, già un pannello da 170 ti copre praticamente i consumi del frigo a compressore. Ok? Se c'è il sole, chiaramente. sì, quindi è anche vero, è una domanda scema la mia, nel senso che non c'entra la proporzione dei pannelli No, con le non batterie, c'entra. ma c'entra casomai con i consumi che hai. Ecco, sì, Esatto. effettivamente ho fatto Come una dicevamo prima, domanda. va tutto dimensionato. Diciamo che tipicamente, Padre, madre, figlia. esatto, si cerca, secondo me, può cominciare a aver senso quando arrivi, diciamo, dai 170-200 watt in su. Quindi o 2 pannelli da 130, quindi hai 260 watt, Ok? 2 da 170, uno da 200 e così via. Quindi meno magari effettivamente dici non vale neanche la spesa perché poi in Anche lì, corsa. ma anche lì, no, non sono i 50-100 euro in più del pannello che fanno la differenza. È tutto il lavoro, fissarlo, montarlo e tutto. Spendere, dico un numero a caso, una cifra X per montare 100 watt. Sì, Sì, va sì, bene sì, per sì. fare il mantenimento, tra cui il litio non ha nemmeno bisogno. Ok, quindi se vuoi effettivamente avere dei benefici dai pannelli, devi cominciare ad avere minimo determinate potenze. Quindi Ok, 130, 170, 200, secondo me. Dai 200 in su comincia a essere un buon aiuto. ok. E quindi sempre per questo impianto da 300 da 200 e sempre con questo esempio di questa famigliola che si fa il ponte massimo di 3-4 giorni, diciamo che un DC-DC può bastare uno da 30 perché poi loro tornano a casa, Allora, se è cioè per il vanno a casa e weekend, quindi sì. ricaricano il Sì. camper. Abbiamo addirittura qualche cliente, pochissimi, che proprio per questo scopo usano una modalità molto particolare. Magari anziché 200 hanno 300 di batterie o 400. Cosa fanno? Partono da casa carichi, le usano, non hanno altri sistemi di ricarica, hanno proprio il serbatoio. Loro sanno che con quello lì fanno tot. Per Sì, carità, sì, hanno sì, sì, sicuramente sì. poi dei pannelli, ma non ci fanno affidamento, ok? Cioè vai a fare affidamento solo sull'energia che hai accumulato. Tu lo usi come serbatoio dell'acqua. Parti pieno, ti fai il weekend, arrivi a casa Sì, sì, vuoto. sì. E quando torni a casa ricarichi. Non è l'utilizzo chiaramente sul lungo periodo. Sul lungo periodo va dimensionato invece in base al tipo di utilizzo. Quindi sto molto fermo, devo mettere più pannelli possibili, mi sposto molto, punto sul DC-DC e così via. Motore alternatore Ok. permettendo. Quindi mi permetto di fare il riassuntino perché io adoro gli esempi e anche tanti dei tu che ci seguono. La classica famigliola che fa i classici fine settimana o i classici ponti come impianto più che sufficiente perché è quello che uno cerca, dice cazzo mi prendo le litio, devo stare là sempre col pensiero di finire le batterie come le AGM, non ha senso prendere le litio. E allora per creare questa cosa di massimo relax e tranquillità, questa famiglia di padre, madre, figlia col phone e la televisione che fa questi tipi di vacanze ha bisogno di 200 ampere di litio. Mhm. Per i pannelli o 200 ampere, altrimenti 200 200 watt. watt, altrimenti non vale la pena in termini economici. Beh, anche questo è un buon consiglio da dare, scusa. Sì, è da Cioè, capire se vale la pena fare perché tra il l'investimento. montaggio, passare i cavi e tutto, per caricare uno dice 50-100 watt, sa Esatto. stare. Cioè, vai al ristorante con quei soldi vai a mangiarteli fuori. Ok, no, questo è un ottimo consiglio. Quindi dai 200 watt in su. E un DC-DC, beh, ne parliamo adesso. In base al motore. Sì, Ecco, una piccolissima cosa, giusto per fare l'analogia, no? Dicevamo i 200 ampere al litio o anche i 150. Una batteria da 150 ampere al litio equivale praticamente quasi a 3 AGM da 100. Ok, quindi se adesso uno passa da una AGM da 195 classica, che è quella tipica montata, e ci fa una giornata, una notte e poi si trova a piedi, ok? Con una da 150 praticamente moltiplica quasi per 3 questa durata e quindi vedi che ti saltano fuori i 3 giorni di prima. ah, Oltre a poter usare anche il phone per quei 10 minuti o quello che è, no? Quindi diventa abilitante perché pesano un terzo, occupano un terzo dello spazio e ti danno tutta l'energia che riescono a accumulare. La grossissima differenza rispetto alle GM è questa. ottimo.
Ottimo, io credo che qua anche con l'esempio abbiamo Sì, risposto poi più che... volendoci si potrebbe fare, come sai, un mese di video, no? Certo, Entrando su ma ogni per singola quello cosa, ma ti sto poi interrompendo di diventa continuo perché noioso. te conosco, so che sto Lo so. passando per antipatico, però appunto arriviamo, volevamo sì adesso cambiare la struttura dei video e creare un video dove si parla solo delle litio prima di iniziare i video della DS Tech, però appunto che sono mica taglio. E anche perché adesso voglio passare alla seconda domanda che mi chiedono spessissimo. Ma veramente spessissimo. Sono intenzionato, voglio mettere le litio, eccetera, ma devo cambiare tutto. Io là, non so neanche cosa rispondergli perché ho detto certi, tipo faccio un esempio Ulfo, tanto posso far nomi, non è una cosa Mhm, privata, diciamo. Lui sta usando il suo kit litio tipo senza DC-DC. mhm. Ok, e adesso premesso questo che Olfo sta caricando senza DC-DC, torniamo indietro nel tempo alle origini della mia domanda. La mia domanda è, e quella che fanno a me è, cosa devo fare? Cioè devo cambiare tutto. Cosa vuol dire devo cambiare tutto? Cioè in termini pratici cosa devo cambiare? Cioè io adesso, come quella volta che abbiamo fatto con me, che io neanche non mi ricordo cosa abbiamo fatto, io adesso ho le AGM, facciamo finta che ho le AGM. Ho Sì. un camper normalissimo, tutto normale, Mhm. cosa devo fare? Ok, Cioè cosa facciamo? allora, quando viene detto che bisogna cambiare tutto l'impianto o Aggiungo rifare un'altra l'impianto, parentesi, scusami se ti interrompo. Nel rifare tutto mi dicono sempre anche i regolatori dei pannelli solari. Chiusa parentesi e ti lascio la linea. perfetto. Allora, rifare tutto è sbagliato come definizione, cioè quello che c'è nel camper, dalla centralina servizi a tutti i servizi che ci sono, non vengono cambiati. Non si cambiano, non si cambiano i cavi, ok. Si aggiunge. Che cosa si aggiunge? Ok, perché c'è anche questo discorso dei cavi. Quindi non Esatto. si cambiano i cavi, cioè, Non si cambiano i cavi originali del mezzo, si aggiungono cavi nuovi. ok. Ecco, questo sembra una stupidaggine. Uno dice, ah sì, sì, vabbè, ma è la stessa cosa. Ma per me no, perché se voglio, un domani tolgo tutto e il camper torna esattamente come prima. Ok? Quindi senza, proprio uguale alla fabbrica, Mm. non viene toccato l'impianto originale. Allora, anche qui ci sono che cosa voglio ottenere dal litio. Voglio ottenere velocità di ricarica elevata spostandomi? Allora devo montare un DC to DC. Ah, io pensavo che era obbligatorio nella mia ignoranza. Come Cioè, dicevi prima, che è Olfo lì, non lo sta usando. perché dopo altre persone hanno detto, perché Ulfo tipo carica 80 ampere, altre Mhm. persone, adesso non mi ricordo neanche a chi, comunque vabbè, non ha importanza, altre persone mi hanno detto che bruci l'alternatore senza il DC-DC. Ok, Io non lo so, cioè, quindi succedono se tante non lo so cose. io, credo che tantissimi di questi tu che ci seguono, che hanno appena preso il camper, anche Ok. loro non lo sapranno. Quindi capiamo un attimo Allora, adesso cosa bisogna fare. piccolissima parentesi sui camper nuovi. Avendo l'alternatore smart, i produttori dei camper molto spesso sono di fatto costretti a montare già un piccolo DC-DC, un Ah, boosterino di carica. Di solito lo montano quello più piccolo che c'è sul mercato da 25 A, anche con le batterie AGM. Questo per un discorso di tensioni, perché gli alternatori nuovi tengono la batteria motore 12 volte e mezzo, non caricherebbe mai quella ci servizio. sta, lui ha il Ducato quello nuovo con i fari schiacciati. Ok, quindi può essere che ci sia già un DC to DC, a volte in alcuni mezzi magari di fascia più alta montano anche uno di quelli configurabili con potenze che potrebbero, è scritto arrivare a 70 A, poi mettono dei cavi che fanno ridere, quindi vabbè, consiglio mio non andare oltre i 30-40 su quei cavi lì, però i camper, ripeto, nuovissimi probabilmente ce l'hanno già. Mhm. Questo facilita molto perché a quel punto io cosa faccio? Tolgo la batteria vecchia, ci metto quella al litio, Mm, setto il DC su DC su litio, ho finito. ok. Quindi E nei fatica camper, zero. mettiamo, non so, un Nei camper degli camper, anni 2000, no? sì, ma Sì, anche 2015, sì. 16, 17 come il mio, eccetera. Qui ci sono n possibilità. La prima, la più brutale, la chiamo io. Parto con un cavo grosso dalla batteria motore, Sì, ci metto un bel relè da 200 A sì, accoppiatore e che è probabilmente quello che ha fatto Olfo non o lo so. qualcuno, ok? Ci sono anche alcune marche che vendono questi oggetti qui e quindi si accende il motore, quando accendo il motore unisce il relè e passa tutto quello che può passare, dal motore alternatore alla batteria al litio. E, e- eh, Problemi di questo sistema. Primo, uno, non è una corrente né pulita né
quindi non è filtrata, non è controllata e appunto non è limitata. Non Quindi, è? limitata, Ah. non hai nessun limite. Quello che passa sul cavo, più cavo grosso metto e più relè grosso è, più ampere passano. Ci sono dei video fatti da marche famosissime che fanno vedere che in questo modo si fa fumare e bruciare un alternatore. Mm. Ripeto, casi estremi, cavi Sì, 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 grossissimi, sì. bene. Quindi questa modalità è sconsigliata. Uno, non limiti la corrente, due, corrente molto spuria perché arriva direttamente all'alternatore, e rischio per l'alternatore, rischio anche per le batterie, perché qui non sappiamo il BMS se tiene gli 50, 60, 100 A di carica, quindi si butta dentro di tutto. È probabilmente una delle più semplici e economiche, forse sì. Ecco. Altra possibilità, non tocco niente, tolgo la batteria vecchia, metto quella al litio. Le batterie come quelle nostre, ad esempio, si potrebbe fare perché hanno appunto il BMS che gestisce lui eventualmente se serve interrompere la carica e così via. Ma le batterie al litio hanno una caratteristica che è molto bella di prendere tutta la corrente, cercare di assorbire tutta la corrente possibile, e i fili originali dei mezzi sono dimensionati invece per le batterie GM che più di tanta corrente non prendono. Fili originali in mezzi cosa intendi? Che vanno da Quelli dove? dal motore alla Ah, centralina ok, servizi, stiamo parlando sempre allora della ricarica dal ricarica da motore, ok. motore, quindi motore, batteria, centralina servizi e batteria servizi. I cavi sono, diciamo, sottili, da 4, da 6, sono relativamente sottili. Quindi questo è sconsigliato perché se la batteria al litio è particolarmente scarica, eh, andrebbe a, come dire, sovraccaricare quelli che sono i cavi, il relè accoppiatore che è nella centralina servizi e tutto il resto dell'impianto. Quindi la soluzione corretta qual è? Mettere un caricabatterie. Il DC to DC è un caricabatterie Ok, che anziché partire dalla colonnina 220 volt parte dai 12 volt del motore ok. alternatore. E questo regola la Questo cosa fa? corrente, Pulisce la corrente, la regola, la controlla, quindi in base alla potenza che voglio io, lui me la dà fuori, ma la dà fuori in modo controllato e limitato. Quindi non ok, vedrai mai su un DC-DC da 30, non vedrai mai 40 ampere in uscita, 50, 60. Cosa che invece magari potresti fare mettendo solo dei cavi grossi diretti da batteria a certo. batteria. Ecco. Però la fai in modo pulito, proteggi l'alternatore con cavi nuovi, quindi l'impianto originale del mezzo non viene, va disattivato in qualche modo. Non entriamo adesso nel Sì, sì, tecnico, sì, ma sì. andrebbe Beh, disattivato, e stiamo quindi facendo l'enciclopedia tutta la ormai parte del litio. DC-DC. Ok, quindi DC-DC non è altro che un caricabatterie, pulisce, carica, quando ha finito di caricare smette. Ok, una parentesi velocissima, perché stiamo dicendo tanta roba, che insomma la divideremo in futuro in Sì, altre puntate. Non tutti i camper possono permettersi, tecnicamente parlando, sì, un DC-DC da 60 o superiore. esatto. Questo dipende Quindi semplicemente ricordarsi, dall'alternatore. ok, quindi magari ricordarsi questo, insomma, Va ecco, verificato l'alternatore. esatto, va Quelli, verificato. diciamo, dal 2012-14 in avanti, quasi sicuramente sì, prima punto di domanda. Però non, esatto, non prendiamoci come regola le date, ma va verificato in ogni caso, Assolutamente sì. ok. E poi altre cose, perché sembra sul Regolatore cambiare pannelli. tutto. Regolatore pannelli e caricabatteria 220, perché sono tre le fonti di ricarica: motore, pannelli e 220. Sì, quindi anche, Anche appunto, caricabatteria 220, quello originale del camper, va bene o non va bene? Partiamo da questo che è più facile, poi andiamo sui sì, pannelli. Allora, di nuovo, volendo fare gli accademici, se è una batteria al litio ci andrebbe caricabatteria al litio, con una precisazione. Quasi sempre, per non dire sempre, i caricabatterie, a parte quello che avevi tu, che poverino aveva i suoi anni, 20 passa, sì. hanno l'impostazione per le batterie al gel. Sì, L'impostazione per le batterie al gel di solito si ferma a 14,2-14,3 come tensione di fine carica, che è esattamente quella consigliabile anche per le batterie al litio. Quindi, cos'è che cambia tra un programma, una curva di carica per il gel e una curva di carica per il litio? Al di là del punto, del decimo di punto di tensione, il tempo che rimane nella fase di assorbimento, che per le gel è più elevato. Ma parliamo anche qui che se uno fa l'impianto al litio lo fa generalmente perché lo usa in libera. Quella volta che va in campeggio 15 giorni, si attacca, starà quelle 2-4 ore in più magari alla tensione di fine carica, poi passa al mantenimento e per gli altri 15 giorni sta in mantenimento. ok. Quindi consiglio nostro:
Se volete proprio fare raffinati, ok, cambiate anche caricabatterie, altrimenti lo mettete su gel e va Infatti bene. mi ricordo che anch'io avevo lo switch, o no? L'aveva messo su gel, mi sembra. Forse ce l'avevi, Sì, forse ce poi è l'avevi. morto per altri motivi, Sì, ma... sì, 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 forse ce l'avevi. Ok. Regolatori solari, un po' la stessa cosa. Allora, Piccola parentesi, il regolatore solare è quella cosa che sta in mezzo tra i pannelli solari, quindi pannelli solari, cavo, regolatore di carica e poi altri cavi che vanno alle batterie. esatto. Perché ho tanta gente nuova che proprio Sì, del sì, sì, camper sì, sì. non ha mai Perfetto. visto un camper. Quindi, giustamente, per montare un pannello solare serve il pannello solare e serve anche il regolatore solare. Se uno ce l'ha già, uno dice, devo cambiare il pannello? No, il pannello sicuramente no. Il regolatore solare, punto di domanda. Qui andrebbe fatta una verifica perché molto spesso, o meglio, insomma, dipende che cosa è montato. A volte ci sono dei regolatori solari, come dire, molto economici o comunque molto limitati in termini di funzioni. C'è un discorso anche di tecnologia di regolatore solare, il PWM o l'MPPT, e questo cambia la resa con cui e quindi la corrente che riescono a convertire dal pannello o meno, e questo però è un aspetto. Il discorso impostazione litio, anche qui se c'è chiaramente è consigliabile, altrimenti la possibilità anche qui solitamente si può usare il gel. Ma La e se uno non valutazione. ha neanche il gel, cosa succede? Allora, succede che probabilmente interviene, rischia, dipende dal regolatore, Sì? dipende sostanzialmente dalla tensione di fine carica del regolatore. Ci sono regolatori che si fermano a caricare solo quando sono a 14,8, 15 volte, è una Sì. tensione molto alta. Il litio dopo i 14,6 interviene BMS, cosa fa? Stacca la batteria, protegge le celle, dicevamo prima, quindi la batteria è a posto. Però qui possono sorgere un po' di problemini. Perché? Dipende dal regolatore di nuovo. Ci sono regolatori che si fermano e danno fuori, cioè erogano su tutto l'impianto i 14,7. La batteria si stacca, non è la cosa più corretta da fare tecnicamente, però la batteria si staccherebbe e il resto della tensione va sull'impianto, le luci eccetera vanno con i pannelli finché ce n'è. Ci sono però invece molti regolatori che quando tu stacchi la batteria dal regolatore, quindi interviene il BMS, qualche regolatore rischia di rovinarsi, di rompersi, altri regolatori invece fanno una cosa molto molto brutta, cioè erogano in uscita la tensione del pannello. Questo vuol dire che se io ho un pannello che fa 20 volt, 22, i tuoi fanno anche ben di più, e la batteria si stacca perché il regolatore non termina la carica correttamente, io mi ritrovo sull'impianto 20 volt anziché 12 Mhm. e quindi rischio di bruciare, così dire, o la centralina o altre cose. Quindi sul regolatore va fatta attenzione. Dobbiamo essere abbastanza certi che rimane entro le tensioni corrette delle batterie a litio. Ok, quindi Quindi, poco fai da te su queste cose, far vedere a uno oppure specialista. guardare appunto bene Eh. le specifiche che sia dentro il termine massimo del litio. Ok, quindi riassumendo, io voglio spendere il meno possibile, perché ok, ho capito, c'è chi vuole kit al litio completo e tutto quanto, ma c'è anche chi magari il camper lo usa poco, eccetera, e dice mi accontento, magari voglio spendere il meno possibile, Sì, stringi, sì, sì, stringi. sì. Cosa è obbligato a prendere per fare un passaggio sicuro al litio? La batteria, vabbè, fin qua non ci piove. Il DC-DC, no, ho capito, non mi ricordo, ho detto si può far Sì, va sì. fatto. Il DC-DC andava fatto, quindi un DC-DC da 30, è Sì, il minimo il 30, sì, sì, giusto? sì, sì. Ok, quindi una batteria, un DC-DC da 30 e da quello che ho capito per quanto riguarda il regolatore di carica, stringi, 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 Va là verificato. bisogna farlo verificare alla DS Tech, nel senso che può andare benissimo il tuo, come può essere anche pericoloso. Sì, pericoloso non in termini di batterie o altro, ma di apparecchiature che hai sulla cosa. Eh, Dico, un esempio, un cliente ha bruciato 2 inverter nostri, non per causa dell'inverter, ma perché aveva un regolatore e una batteria, perché anche qui sulla batteria ci sarebbe tanto da dire, non nostre, e fatto sta che buttava fuori 24 volt e quindi è il l'inverter doppio. si è bruciato. Eh sì, ma 12 per se 2, avesse avuto, 24. se avesse avuto un pannello da 40 volt, come quelli che hai tu, quelli civili, Ah, aveva 40 volt. Tu pensati 40 volt sulla centralina, cosa può succedere? ah, ah. Per quello i regolatori devono essere Ok, quindi decenti. sono esenti tutti coloro che non hanno i pannelli, ma chi ha i pannelli, mi raccomando, fatevi controllare il regolatore della DS Tech, che può essere che va benissimo,
Oppure può essere che uno dice vabbè, un pannello da 100 watt, chi se ne frega, cava via tutto. Esatto. O cambia anche i pannelli, perché la DS-Tech adesso so che fa anche i pannelli. Sì, abbiamo anche i pannelli. Ad esempio i regolatori nostri, cosa succede? È chiaramente sempre sconsigliabile farlo, ma se tu prendi il pannello, lo colleghi al regolatore senza batteria, ok, che non è da fare, Ok. con qualsiasi regolatore non è da fare, Non fatelo a casa. non fatelo a Don't try casa, it. esatto, ma se tu vai a misurare, in uscita, quindi collegato all'impianto, hai la tensione di fine carica, i 14,4 della batteria. È come avere una batteria carica, senza avere la batteria. Quindi l'impianto è protetto, Ok. tutto quanto, ma protetto insieme, non tanto perché succeda chissà cosa, ma bruci la centralina servizi, bruci la pompa dell'acqua, cioè insomma, sono cose che Certo. non vanno bene. Quindi andiamo fuori dal discorso esempio che ho fatto, mentre uno si vuole fare il kit anche con i pannelli, può rivolgersi alla DS-Tech anche per i pannelli che Sul sono già tetto. studiati apposta e proporzionati per le litio. Esatto. Ok. Boh, credo che siamo stati chiari. L'ultima cosa facoltativa, ma solitamente molto apprezzata, il Sempre per battery il monitor. discorso cosa devo comprare per fare il Esatto, litio. il display battery monitor. Per Ah, avere, beh, sì, perché sennò uno come fa, è vero? allora, le batterie nostre hanno il Bluetooth, ok? Ah, è vero. Però ci sono alcuni però. Io preferisco il battery monitor, al di là della sbatti di prendere il telefono, aprire l'app, eccetera, che ogni tanto mi piace anche staccare e lasciare il telefono lì. Al di là di questo, teniamo presente che i BMS, quelli integrati che forniscono queste indicazioni su Bluetooth, le correnti piccole non vengono contate. Piccole vuol dire, diciamo, mezzo ampere circa. No, scusami, non ho capito. Non hai capito. Quindi cosa vuol dire? Se io ho la batteria e una luce accesa, Sì. o due batterie e una luce accesa, Sì. io apro l'app e vedo consumo zero. Ah, Perché? Perché è una corrente piccola, tra l'altro se mi è ripartita sulle batterie si riduce ancora, è sotto il mezzo ampere. Essendo sotto il mezzo ampere, i BMS per n mila motivi in cui non entriamo, non le conteggiano, contano zero. mentre il battery monitor Mentre il sì, battery perché ce l'ho monitor anch'io, lo io segna. vedo Esatto. 0, Esatto, quindi il consiglio è montiamo comunque un battery monitor perché conta realmente cosa entra e esce. Sì. Più cosa, l'avevamo fatto vedere nelle puntate vecchie, il battery monitor, adesso non te lo faccio neanche vedere perché è spento, abbiamo tutto scollegato, ti fa una cosa intelligentissima che oltre la percentuale di carica, tipo il telefonino, per capirsi, ok, da 0% al 100%, ti fa vedere il guadagno, che è quello che uno interessa, cioè come in economia il margine di guadagno, ti fa vedere quello che stai ricavando meno quello che stai per consumando, cosa succede? Sei a più 10, più 80, meno 10, meno 40, cioè quello, Perché, cioè esatto. i fatti, adesso no, uno deve stare là a guardare, sto caricando questo, lui ti fa vedere Ti fa direttamente vedere il il margine. netto di quello che succede in batteria. Quindi Esatto. tu magari stai anche caricando, ma potresti vedere meno 2, meno 5, Io perché l'ho- vuol dire che consumi di più di quello che stai Io l'ho caricando. apprezzata tantissimo sta roba, cioè E per poi me è l'altra- essenziale, senza starla a guardare tanti parametri, io guardo cosa succede, infatti anche quando faccio i video che mostro che bella giornata eccetera, sto guadagnando, non sto caricando, sto guadagnando, perché Sì. come in economia guadagni 1.000 euro al mese ma ne spendi 999, hai capito? Beh, chiediamo scusa in anticipo per le inquadrature, per le luci, per tutte quelle cose non professionali, cosa che però credo venga ripagata, ok, da questo secondo me video molto interessante, molto utile e mi azzardo a dire molto completo sul mondo delle batterie al litio. Ciao Fioi! Ciao a tutti! Attack, front to back, in this thing called rap. Feel like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Blast on my day and night all the time. 714, wise the line. Maniac, radiac,